Non si sarebbe trattato di una rissa, ma di un omicidio premeditato, una vendetta pagata con il sangue e costata la vita. Dopo appena 6 giorni, gli investigatori della squadra mobile hanno fermato i 5 giovani pakistani ritenuti a vario titolo responsabili della morte del 23enne tunisino a Minegara, avvenuta nei giardini delle Due Torri in Corso del Popolo, nel Salotto Buono di Rovigo. Nell'aggressione di sabato scorso era stato gravemente ferito anche un amico di gara, un trentenne, pure lui tunisino, poi ricoverato in prognosi riservata. A confermare il quadro con una nota la procuratrice Emanuela Fasolato: i fermi non solo sono motivati dalla gravità dei reati, ma anche dal pericolo di fuga. Non a caso il principale sospettato, indagato per omicidio premeditato, è stato fermato ad Aprilia, in provincia di Latina. Gli altri 4 pakistani a cui viene contestato il concorso anomalo nell'assassinio, oltre alla rissa, sono stati rintracciati tra Rovigo e Torino di Sangro, in provincia di Chieti. A tutti viene addebitato il tentato omicidio del secondo tunisino. Una vendetta quindi, una risposta ad una precedente aggressione avvenuta il 17 luglio, in cui ad avere la peggio era stato uno dei pakistani, colpito con una bottiglia di vetro. Lui però se l'era cavata con una prognosi di soli 10 giorni. La resa dei conti ha portato all'uccisione del 23enne, da anni a Rovigo e molto noto in piazza. A Minegara è stato colpito da un collo di bottiglia infranto che gli ha provocato una lesione al fegato e al torace. Scena da Far West, sangue e urla, la quarta violenta rissa in un mese che ha portato a un aumento di controlli e forze di polizia sul territorio nel capoluogo del Polesine.